Euroregione.news. Strade e autostrade in Friuli Venezia Giulia, estate 2022. La situazione è ad agosto in Friuli Venezia Giulia, con buone notizie per il futuro dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Sta arrivando a conclusione un processo lungo che vede in qualche modo la difesa del sistema autostradale a carico della regione. In forza di una legge europea sembrava non fosse più possibile che Autovie potesse in qualche modo gestire le nostre autostrade. Con un lavoro che è nato da alcuni anni e che oggi è arrivato a conclusione con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Veneto e la Regione Venezia Giulia, oggi siamo nelle condizioni di poter trasferire tutto il patrimonio autostradale della nostra regione a una società interamente posseduta dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, con la maggioranza della nostra regione. Questo consentirà, oltre che fare una politica tariffaria ad hoc, per cui direttamente i pedaggi serviranno a fare la terza corsia, ad implementare gli investimenti, anche avere in qualche modo sotto il controllo della regione un asset importantissimo come quello del sistema autostradale del Friuli Venezia Giulia. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.